Allora, ciao Beniamino, grazie della tua presenza. Buongiorno. Tra poco dovrà arrivare anche l'ingegnere Achille, che ormai non è più un ospite, ma è uno dei conduttori praticamente, e a noi fa piacere. Allora, andiamo velocemente sulla stampa locale di oggi, praticamente, visto che tra l'altro appunto tu sei consigliere comunale, se ci dici qualcosa su questo bilancio, ma magari qualcosa. È chiaro che la maggioranza sostiene le sue ipotesi, cioè le sue decisioni, appunto, perché appunto c'è un effetto, c'è anche sull'articolo, qui il titolo sul Gazzettino, effetto Covid sul bilancio, tassa di soggiorno dimezzata, quindi c'è una diminuzione delle entrate per il comune praticamente sceglie di aumentare le tasse, diciamo, non avendo, cioè teoricamente non avendo altre scelte. Abbiamo visto la protesta dell'associazione albergatori che chiedeva almeno un incontro prima di prendere certe decisioni. Tu dal tuo scranno del Consiglio Comunale cosa dici? Beh, innanzitutto il bilancio va letto anche su quello che sta succedendo a livello nazionale, cioè non solo era aumentata nel 2018 la tassa di soggiorno di circa il 30% e allungandola poi per tutto l'anno, e quindi anche della posizione dell'amministrazione comunale che voleva anche stagionalizzare il turismo non ha avuto un effetto positivo quello di estenderla tutto l'anno la tassa di soggiorno e aumentandola tra l'altro del 30%, portandola nelle casse comunali da 600.000 euro circa a 1.100.000, quindi quasi raddoppiando le entrate in questi ultimi 2 anni con la tassa di soggiorno, ma va letta anche con quello che la stampa oggi diceva, e cioè che anche, ci sarà un caro bollette dal 1° ottobre sia sul gas che sull'elettricità di circa l'11-15% rispettivamente per le due bollettazioni che arriveranno. Quindi abbiamo un aumento di tasse e di utenze per quanto riguarda i cittadini, e il comune poi con il provvedimento che ha approvato un paio di giorni fa in Consiglio Comunale, aumenta anche l'addizionale IRPEF di 1.830.000 euro di risorse in più, aumentando l'aliquota al massimo per tutte le fasce, non tenendo conto di una cosa, dal 2021 questo, non tenendo conto di una cosa, che le fasce prima erano progressivamente in aumento rispetto ai redditi in aumento che potevano avere i cittadini. Invece adesso, aumentandola al massimo, vuol dire che la fascia più debole, da un aumento che aveva progressivo di tasse, oggi invece si ritrova al massimo, e quindi saranno quelli che pagheranno di più lo scotto di questo aumento. In un periodo difficile e complicato come quello del Covid, dove ci sono ancora un sacco di casse integrazioni e quindi di ammortizzatori sociali per chi non riesce regolarmente ad andare a lavorare, con il blocco dei licenziamenti che scadrà, il decreto del blocco dei licenziamenti che scadrà a fine anno, e quindi si possono ipotizzare una serie di licenziamenti laddove ci sono delle situazioni di difficoltà nelle aziende, ma anche la preoccupazione di un sacco di aziende che sono a rischio chiusura per questa crisi economica che attanaglia, insomma, tutto le aziende che ci sono nel mondo del lavoro. Quindi non mi pare che sia stata una scelta oculata, una scelta condivisa e una scelta prudente, quella che hanno fatto i grillini qua a Chioggia, ma anzi hanno fatto semplicemente un mero ragionamento ragionieristico del bilancio per dire: noi abbiamo bisogno di entrate, mettiamo mano alle tasche dei cittadini. Questa è una cosa sbagliata, perché comunque vuol dire che se aumentano poi le fasce di povertà rispetto alla popolazione, si creerà assistenzialismo, e vuol dire maggiori tasse, maggiori spese da parte del comune per sopperire poi alle esigenze di povertà in città. Indebolisce così anche il ceto medio, la fascia più larga della nostra popolazione, diminuendo anche quella che è la capacità di spesa e l'esigenza di consumi che magari hanno le famiglie. E questo è un circolo vizioso, perché poi si riversa nel piccolo commercio, nell'artigianato, nelle botteghe, che la gente ha meno soldi, spende di meno, e quindi
le aziende che sono già in difficoltà incassano di meno, pagano più tasse e di conseguenza non si riesce così a rilanciare l'economia. Serve un piano di rilancio per la nostra economia locale che con questa amministrazione invece non ci sarà come rilancio. Ma E se, questa è la preoccupazione. ma se le opposizioni fossero state al governo, diciamo, cosa avrebbero potuto fare per evitare questo aumento di tasse? Cioè, come avreste potuto ripianare questo? Cioè, se i soldi mancano dal bilancio, come puoi, perché il bilancio bisogna approvarlo, perché altrimenti se va in passivo c'è il dissesto finanziario. Che proposte avreste portato voi? Allora, io in consiglio comunale durante il mio intervento avevo detto 2 anni fa c'è stata una convenzione che ha fatto il comune con Isa Mar, che ha portato alle casse comunali 900.000 euro per una convenzione sulla Tari con una scontistica per pagare in un'unica soluzione tutto l'arretrato che era rimasto, perché anche Isa Mar si servava di utilizzare un'azienda terza rispetto a Veritas e doveva dare 1,4 milioni, c'erano 1,4 milioni di debiti con la Tari e contravvenendo a quello che il regolamento comunale diceva, hanno fatto questa convenzione. Le abbiamo attaccati molto perché comunque noi siamo dell'opinione che le regole valgono per tutti, quindi se vale per uno vale anche per gli altri. Quell'operazione si poteva fare modificando prima il regolamento, così si poteva fare anche nei confronti delle altre aziende che hanno questo contenzioso sulla Tari. Non è stato modificato il regolamento e io ho detto se in questi anni avessero in qualche modo usato lo stesso metro che hanno usato per Isa Mar nei confronti di quella dozzina di aziende che hanno lo stesso problema, avrebbero incassato altrettanti milioni di euro per abbassare il fondo dei crediti di dubbia esigibilità, che incide molto su quello che poi è l'aspetto finanziario del bilancio. Questa è la prima condizione. La seconda invece, guardando nel bilancio nel 2021, la differenza con le spese che ci sono nel 2019, aumenta di 600.000 euro la spesa della politica, cioè la missione 1, quella legata ai servizi istituzionali e organizzativi del comune, dal 2019 al 2021 aumenta di 600.000 euro e di 800.000 euro aumenta la spesa invece per servizi al territorio, che non sono servizi essenziali, sono servizi discrezionali che la politica può in qualche modo ridurre. Quindi diminuendo le spese e aumentando le entrate su queste due partite, sicuramente non c'era bisogno di tirar fuori 1.830.000 euro dalle tasche dei cittadini nel 2021 con l'aumento dell'IRPEF. Quindi io ho dato non solo criticato il problema, ma anche ho trovato la soluzione. Infatti il sindaco poi è intervenuto in consiglio comunale dicendo faremo di tutto per scongiurare l'aumento dell'IRPEF. Allora la domanda mia era, ma come mai crei il problema dell'aumento per dopo dire che sarai il paladino della giustizia nel risolverlo? Se facevi prima bene, non succedeva che arrivavamo in consiglio comunale con questa proposta di delibera di aumento. Secondo te il sindaco si ripresenta alle elezioni comunali? No, Tu pensi che secondo non... me assolutamente non si ripresenterà. Anch'io ho questa impressione, ma anche diciamo dai movimenti che ci sono all'interno dei 5 Stelle sembra ormai chiara che c'è una gara a chi vuole fare il candidato sindaco per le prossime elezioni. Mi sembra. Sì, la cosa drammatica non è il cambio della guardia, ma è l'alto tasso di litigiosità che c'è stata in questi anni all'interno loro, oltre che loro con l'opposizione, loro con la stampa, loro con gli uffici, loro con i cittadini. Troppa arroganza, poca umiltà, non hanno la verità in tasca come non ce l'ha nessuno. Fatto sta che adesso ci troviamo nelle condizioni che la città è in sofferenza, loro non sono in grado di portarla avanti, cioè basta vedere che durante la discussione del bilancio si presenta Padoan che porta un emendamento per l'IRPEF e non ha i pareri tecnici, quindi non viene neanche presentato. E allora io dico, ma le riunioni di maggioranza non ne fanno? Cioè,
se sono la maggioranza, vedo grottesca la condizione di portare un emendamento che tra l'altro non è neanche i pareri tecnici e quindi non è condiviso neanche con gli uffici, ma sicuramente non con la Giunta. Iniziano loro stessi a farsi opposizione e quindi vuol dire che non c'è una condivisione sulle... Buongiorno Achille. Buongiorno, come stai? Tutto bene? Tutto bene, ben arrivato. E quindi stavo dicendo che l'alto tasso di litigiosità, che ha avuto anche in questi anni il susseguirsi di 4 assessori, di 2 consiglieri che si sono dimessi, di altri 2 consiglieri che sono andati all'opposizione. Beniamino, siccome abbiamo parlato fino adesso, visto che è arrivato Achille, abbiamo fatto un lungo excursus praticamente sulla politica locale, io passerei... Buongiorno Andrea. Ciao carissimo, ciao, un abbraccio. Senti, allora ci sono diversi titoli che sono sempre legati al Covid, di cui diciamo ci sono stati anche dei riscontri che Chioggia per quanto riguarda diciamo il problema dei tamponi, no? Allora vi leggo qualche titolo. Genova, il caso finti negativi, adesso i tamponi dividono. Questa è una Waterloo. L'infettivologo Bassetti, i dubbi dopo il contagio, a catena nella squadra, ma non tutti lo seguono. Praticamente c'è paura che non ci sarà il lockdown, ma ci sia una serie infiniti di quarantene. E sempre sul Gazzettino un titolo invece, per fortuna, diciamo ben augurante per il nostro paese. Merkel in Europa molte zone a rischio, ma in vacanza in Italia è lì grande cautela in pratica. E niente, diciamo che c'è sempre questo grande problema del Covid che per fortuna in Italia sta, insomma, è a livelli assolutamente per il momento diciamo, di non elevato allarmismo, ma continua a esserci. Tu adesso sei in Italia o sei all'estero? Dove sei? No, sono in Italia. Vado all'estero la settimana prossima per un progetto di ricerca. Io sono abbastanza tranquillo, diciamo che l'Italia in questo momento rispetto all'Europa sta andando decisamente bene. Sì, ci sono notizie negative come quelle della Spagna. La Spagna è in grossa difficoltà e si pensa a un intervento del governo nell'area di Madrid per accentuare la chiusura e per evitare il dilagare dell'epidemia. Vedi, Andrea, il problema è che finché i casi sono 1000-2000 si riescono a tenere sotto controllo. Quando schizzano a 5000 o più si rischia di perdere completamente il controllo e di mandare in crisi il sistema sanitario. Insieme a questo però ci sono delle buone notizie, perché anche oggi su Libero è stato ripreso il tema dello spray nasale come misura di prevenzione per il Covid. Quindi si va verso una cura e se ci fai caso, ieri nello scontro che c'è stato tra Trump e Biden non si è parlato molto di vaccino. Il vaccino che tutti aspettavano e sui quali sono stati fatti dei grossi proclami, in realtà sembra che vada un po' più per le lunghe di quanto ci si aspettava. Non è una buona notizia, ma d'altro canto c'è la notizia che il Covid si può curare e difatti vediamo che le terapie intensive non sono intasate, che comunque la seconda ondata di Covid, ancorché deve far paura e deve far preoccupare, non è così aggressiva come la prima. Vuoi per merito delle mascherine? Qualcuno diceva addirittura ieri che le mascherine sono una sorta di vaccino rudimentale, nel senso che tu sei esposto ad una bassa dose di carica virale e che quindi il tuo organismo riesce ad affrontarla e a superarla. Il problema è quando la carica virale è elevata, che a questo punto si scatena questa tempesta di catechine, si scatena questa polmonite e il paziente viene perso, insomma. Quindi io sono moderatamente ottimista, ecco. Senti, visto che hai parlato appunto dell'incontro che c'è stato tra appunto Trump e Biden, che è successo alle 3 di questa mattina, se non sbaglio, a New York, giusto? Sì, c'è stata la famosa maratona di Ventana questa notte, su cui Crozza farà senz'altro una presa in giro come al solito. Sì, c'è stato questa notte, allora se volete i risultati ha vinto Biden 70-30. Questi sono i sondaggi che sono stati pubblicati pochi minuti fa. Trump si comincia a sentirsi nell'angolo, ha interrotto Biden perché sapeva di non poter vincere su un confronto pacato e ragionato e quindi
da vecchio istrione e mattatore dei palcoscenici, perché non dimentichiamoci che la fortuna di Biden è anche su quel programma che aveva fatto, che poi è stato ripreso anche in Italia da Briatore. E quindi sa calcare la scena e ha cercato di rubare la scena a Biden. Non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, l'ha attaccato sul suo punto debole, quello che pensava lui fosse il punto debole, che era l'incarico che il figlio di Biden aveva in Ucraina, e quindi Trump ha accusato il figlio di Biden di aver preso i soldi dai russi. Non so se ve la ricordate come vicenda. In realtà era un punto debole di Trump, perché aveva fatto pressione sul governo ucraino e aveva subordinato gli aiuti all'Ucraina al fatto che venisse messo sotto accusa il figlio di Joe Biden. Il tutto è finito in una bolla di sapone, ma Trump, appunto da animale da palcoscenico, ha cercato di ribaltare la cosa, l'ha anticipata, quindi non ha aspettato che la tirasse fuori Biden, e ha accusato il figlio di Biden di aver preso questi soldi dai russi. Mentre invece sappiamo che c'è un forte sospetto che la campagna presidenziale di 4 anni fa fosse stata in qualche modo pilotata dai servizi segreti russi, che avevano manipolato le informazioni che venivano trasmesse sui social a favore di Trump e contro la Clinton. Questa notizia viene ripresa anche oggi, quindi pare che 3,5 milioni di afroamericani la volta scorsa non fossero andati a votare perché appunto diciamo così schedati da Cambridge Analytica e poi bombardati di informazioni fasulle o comunque molto di parte sulla Clinton e sul suo atteggiamento verso gli afroamericani. Le elezioni si vincono anche così. Ricordiamoci che 4 anni fa ci furono 2 risultati a sorpresa contro tutti i sondaggi. Uno era quello della Brexit, che sappiamo che conseguenze ha portato in Europa, e il secondo quello delle elezioni americane, dove nemmeno lo stesso Trump scommetteva $1 sulla sua vittoria. Ecco, quindi direi che la notizia del giorno è senz'altro quella del primo scontro televisivo fra i due. Ma infatti, ricollegandomi al discorso dei social, Facebook questa volta non permetterà di fare spot elettorali attraverso i social. E visto che qua abbiamo Beniamino però che... anche qui, se mi permetti, Sì? è sempre fatto in maniera sottile, nel senso che non permette gli spot elettorali, ma invita ad andare a votare. E ricordiamoci che l'affluenza al voto è un fattore a favore di Biden contro Trump. Quindi in realtà questi social condizionano la nostra vita, è da meditare la cosa. Ecco, tutto qui. Certo. Qua abbiamo Beniamino che è reduce da una bellissima campagna elettorale, purtroppo che non ha avuto successo di entrare in consiglio regionale, però a mio avviso, ma non lo dico per piaggeria, la campagna elettorale più articolata e più ben organizzata che ho visto appunto alle ultime elezioni che si sono svolte appunto il 21 settembre scorso, e che tra l'altro Beniamino, anche se non è riuscito a entrare in consiglio regionale perché Forza Italia diciamo non ha raggiunto il quorum, comunque ha raggiunto un numero di elettori molto importanti, e tra l'altro raccogliendo un grande numero di preferenze. Non è facile, tu sai che un conto è votare il simbolo, mettere la croce sul simbolo, un conto mettere diciamo anche il nome. E Beniamino ha raccolto veramente quanti voti Beniamino? 1800 preferenze, giusto? Allora, 1716 complessivamente, ma solo a Chioggia 1320. Ecco, sui social, tu che impressione hai avuto, visto che ormai è un pezzo che utilizziamo questi strumenti, voglio dire, cosa ne pensi anche nel contesto appunto della elezione americana? Sei d'accordo con quello che dice Achille? Assolutamente d'accordo, specificando che a seconda del tipo di campagna elettorale e quindi di elezione che c'è, i social determinano o non determinano la posizione del candidato. Mi spiego. Per le preferenze, la promozione attraverso i social è più per un voto di opinione, non certo per scrivere la preferenza, mentre internet o comunque i social rimangono uno strumento, non è la soluzione per la campagna elettorale, è solo uno di quei segmenti degli strumenti che ha a disposizione in campagna elettorale per raggiungere un numero massivo di persone, ma che in maniera veloce
ti leggono, ti vedono o ti scorrono nella peggiore delle ipotesi, quindi non si può fare affidamento unicamente sui social, però i social condizionano sicuramente il voto di opinione, quindi per uno che deve fare il candidato sindaco, il candidato presidente, è un valido strumento. Ovviamente però c'è una tempesta poi mediatica, perché non ci sei solo tu che fai pubblicità a te stesso, promozione al tuo candidato, al tuo partito, ma c'è una serie di elementi comunicativi concatenanti di cui bisogna tener conto. Mi spiego, non solo per quanto riguarda gli altri candidati, ma anche per quanto riguarda la stampa, i cittadini, chiunque che possa intervenire. A volte può essere un boomerang. L'obiettivo di un social network è comunque fare like, avere reattività nei commenti o condivisioni, ma quello non è sufficiente per far cambiare idea a una persona sotto il sistema di voto, piuttosto che convincerla sulla bontà. Se la usi solo durante la campagna elettorale, che abbiamo visto candidati che sono venuti fuori in maniera molto presente nei social, ma solo per l'ultimo mese o per gli ultimi 2 mesi di campagna elettorale, che non hanno prodotto un bel risultato, solo perché i social, visto che dovrebbe essere l'aumento delle relazioni sociali, ne va fatto tutti i giorni, va fatto una costante, coordinata e continuativa presenza all'interno dei social, che va a curare poi quelli che sono i rapporti virtuali che hai con le persone che ci sono all'interno. Se non fai queste cose qui, alla fine ti dimostri non credibile nelle esposizioni eccessive che fai all'ultimo momento sui social. Ma vale dappertutto, credo, anche nell'amicizia. Se un amico non si fa mai vedere, se non solo quando ha bisogno, non è che l'altro amico magari anche ci sta per bontà di cuore, ma non sei credibile, insomma, se poi non ti fai più vedere, non rispondi al telefono, Certo, o certo. quando ti invitano non sei mai Bisogna presente. curare le amicizie. Allora, torniamo un attimo alla politica, diciamo, internazionale, che però ci riguarda da vicino, perché abbiamo la missione diplomatica e la capitale blindata. Oggi Pompeo da Conte, tensioni su Cina e 5G. Quindi noi sappiamo che praticamente questa è una delle politiche di Trump, e osteggia assolutamente la Cina per quanto riguarda l'aspetto tecnologico. Il 5G potrebbe essere, diciamo, una chiave di accesso alle strutture, alle infrastrutture, diciamo, del paese, e quindi Trump accusa diciamo, la Cina di poter spiare ovviamente i paesi dell'alleanza, e quindi indirettamente anche l'America. Oppure, secondo te, Achille, che sei forse un po' più dietro a queste cose, è un tentativo di eliminare un concorrente commerciale? Cioè, è veramente una battaglia per garantire la sicurezza nazionale, oppure in realtà è un tentativo di buttare fuori un pericoloso concorrente commerciale? Ma sì, il dubbio ti resta senz'altro. Di fatto l'Europa ha aperto molto di più degli Stati Uniti al 5G, che è questa nuova tecnologia di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Sostanzialmente è un modo di trasmissione dei dati più veloce e più affidabile, quindi trasmette più informazioni. È un po' una rivoluzione. Se noi pensiamo ai primi telefonini, quello che stiamo facendo stamattina, cioè parlando io e te col telefonino, connessi via etere, non sarebbe stato assolutamente possibile. Il 5G è un'ulteriore rivoluzione in questo senso e dovrebbe connettere tutti quanti con una banda ancora più larga. C'è questo forte timore da parte degli Stati Uniti che l'azienda Huawei, che è della Huawei che si parla, conquisti il predominio in questo tipo di tecnologia. E quindi non è tanto poi la paura di avere una cosiddetta backdoor, cioè la possibilità da parte dei cinesi di spiare le informazioni che gli interessano degli utenti che utilizzano questa tecnologia, quanto anche proprio rimanere indietro. Noi assistiamo a un pericolo di crisi economica negli Stati Uniti. Abbiamo avuto il Covid e quindi i servizi non si riprenderanno più probabilmente, semplicemente perché gli americani non hanno più soldi da spendere per i servizi. Quindi l'altra gamba che rimane all'economia statunitense è l'alta tecnologia. Se si perde anche quella gamba lì, per gli Stati Uniti diventa davvero grigia.
Ecco quindi il perché della missione diplomatica di Pompeo, ma comunque ha delle ragioni fondate Pompeo, al di là del fatto commerciale che abbiamo esaminato adesso. Il fatto di delegare completamente alla Cina il controllo di una tecnologia che diventa vitale per lo sviluppo di un paese, perché attaccato al 5G poi abbiamo l'intelligenza artificiale, poi abbiamo i supercalcolatori, in cui la Cina sta facendo la parte del leone. Se pensiamo che i grossi supercalcolatori oramai sono quasi pari quelli cinesi a quelli americani. Non parliamo dell'Europa dove c'è solo in Germania e lì finisce la storia, insomma. Quindi direi che quella di Pompeo è una preoccupazione fondata. Io ti ricordo ancora il libro Il fantasma dei fatti, dove agli inizi degli anni 60 Mario Tucci, che era il direttore scientifico dell'Olivetti, morì in circostanze sospette, perché allora si diceva che l'Olivetti fosse avanti nella tecnologia informatica rispetto agli Stati Uniti e ad altri paesi. E dopo Mario venne messo fuori Giorgio Mattei per l'ENI e poi Ippolito del settore nucleare. È un bel libro, è un libro abbastanza fantasioso, un po' romanzato, ma che però ci dà uno spaccato di quella che è una guerra tecnologica in atto, e in questo caso è una guerra tecnologica che possiamo guardare dal lato della storia e capire qualcosa di più di quello che sta succedendo adesso. Ecco. Ci sono degli altri titoli, a mio avviso, molto interessanti, che c'è stata ancora qualche giorno, è partito qualche giorno fa con le, tra virgolette, dimissioni del cardinale Becciu, che ha avuto un grande riscontro e sta continuando. Adesso c'è, qua leggevo su Avvenire Online, appunto, che il Vaticano ha rafforzato l'ufficio del PM con l'ingresso dell'avvocato Gianluca Perrone e la famiglia del corporato annuncia denunce per calunnia e diffamazione aggravata. E anche sul Gazzettino c'è un altro articolo che va appunto Vaticano e l'affare a Londra, ora gli indagati sono 10, bonifici in Liechtenstein in Lussemburgo, verifiche sulle movimentazioni bancarie, indaga anche la Procura di Roma per Mincione l'ipotesi di riciclaggio, e praticamente questa è una bella grana per quanto riguarda, sì, diciamo, la Chiesa, perché il Papa Francesco ha voluto diciamo, dare questo segno fortissimo, e appunto ne abbiamo già parlato, ordinando, tra virgolette, le dimissioni di Becciu. Tu, Beniamino, tutta questa vicenda come la vedi? Beh, come la vedo, non sono nelle condizioni di avere le informazioni vere di tutta la vicenda. Fatto sta che posso ipotizzare due questioni. Cioè, la prima, che siamo umani e quindi che siamo rappresentanti del Vaticano, dei sindacati, di Confindustria, della politica o semplici cittadini, vediamo che c'è sempre la ricerca dell'affare, dell'approfittarsi e del portare a casa il più possibile. Ma basta vedere anche col reddito di cittadinanza, che stiamo scoprendo che chi percepisce il reddito di cittadinanza per la maggior parte sono cittadini che non avrebbero bisogno perché fanno altro, e quindi dalla base fino ai vertici vediamo che siamo tutti uguali sotto questo profilo, siamo umani e sbagliamo. Per quanto riguarda invece il Vaticano, comunque c'è sempre stato una cortina fumogena attorno ai confini del Vaticano su tante questioni, dai conti bancari alle Caima, allo IOR, piuttosto che a una serie di intrighi internazionali che, come ogni Stato, anche lo Stato del Vaticano persegue, insomma, con delle condizioni, insomma, non troppo trasparenti. Ovviamente questo Papa riesce in qualche modo sempre a governare un po' gli scandali e le criticità del Vaticano, cercando di fare il meglio che può. Però onestamente, se mi chiedi un giudizio su come andrà sta vicenda o cosa è successo veramente, secondo me solo loro lo sanno, forse solo loro lo sanno. No, ma il punto che volevo dire, Achille, non so, forse è questo. Allora, Io l'ho seguito un po' di più, diciamo che la vicenda è molto opaca. Pensa che con i soldi di questo famoso fondo dell'Obolo di San Pietro, tramite un fondo con sede a La Valletta, è stato finanziato il film di Elton John su Rocketman. Quindi è una cosa perlomeno curiosa che i soldi dell'Obolo di San Pietro servano a produrre un film sulla vita di Elton John, ecco, un'icona gay.
Dopodiché ha finanziato, sì, ecco, è una cosa strana, è diventato socio questo fondo nei prodotti lifestyle di Lapo Eggman. Sono serviti per finanziare l'azienda di Enrico Preziosi del Genoa, hanno finanziato anche il film Men in Black. Dopodiché, senz'altro, il cardinale Becciu non era un Marcinkus, era semplicemente un pasticcione che, come dicevo nell'intervista di ieri, ha finanziato anche la cooperativa del fratello. Quindi poi però rimane il fatto che sono spariti 200 milioni di euro in un'operazione immobiliare fantasma in quella Londra, dove sotto il ponte dei Frati Neri è stato impiccato il vecchio direttore del Banco Ambrosiano. Quindi il rischio grosso del Vaticano in questo momento, e quindi tutto questo rumore, questa mediaticità alla quale non siamo assolutamente abituati, ecco, direi che la vera notizia è il fatto che si sia dato risalto alla notizia, è che il Vaticano rischiava di finire sulla blacklist dei paesi finanziariamente opachi. Ne è uscito San Marino bene, e quindi San Marino oramai è uno dei paesi non più a rischio. Il Vaticano, tra i microstati che ci sono in Europa, e ce ne sono, rischiava di finire su questa blacklist, e quindi si è voluto far pulizia in casa, perché questo sarebbe stato un rischio molto concreto. E i finanziatori dell'obolo di San Pietro non avrebbero gradito e avrebbero messo in crisi ulteriormente le finanze del Vaticano, che, ricordiamolo, non attraversano un periodo fortunato. Ecco, questa è la mia analisi sui fatti. Ma penso anch'io che sia molto, molto, molto vicino alla realtà, anche se, diciamo, appunto, forse il Papa Francesco, al di là se la cosa era lecita o non lecita da un punto di vista giuridico, però appunto preferisce, sta dando una linea che vuole che comunque ci siano le cose in maniera trasparente e che siano più attinenti, diciamo, a quello che è la Chiesa Cattolica. Voglio dire, effettivamente andare a finanziare, diciamo, delle attività che magari portano degli utili maggiori, quindi una maggior possibilità di fare del bene, però da un punto di vista etico magari non sono proprio molto confacenti con chi diciamo ha dato questo obolo, cioè quelli che hanno fatto la carità si aspettano che vengano usati in maniera trasparente e per fini ovviamente vicini alla religione cattolica, insomma. Dobbiamo assolutamente concludere perché siamo a 38 minuti e quindi vi devo salutare e grazie della partecipazione. No, una cosa solo, diciamo solo una cosa, vai. quasi tutti i titoli aprono sul Recovery Fund. Il governo sta sfoltendo questo grosso gruppo di progetti, ce ne sono 400 che richiederebbero 600 miliardi e non 200. Diciamo che la grossa battaglia politica e economica sarà sul Recovery Fund, e entra in campo anche Bonomi, il presidente degli industriali, perché vuole che questi soldi siano spesi in un patto d'acciaio tra industriali e governo per rilanciare il paese. È forse davvero la nostra ultima scialuppa di salvataggio, cerchiamo di sfruttarla bene. Ecco. Non so se la pensi così. La penso esattamente come te, perché gli investimenti sono importantissimi, è solo con l'investimento che si può, diciamo, rilanciare il paese, non certo con l'assistenzialismo. Dobbiamo chiudere, ok? Buona giornata a tutti. Grazie. Ciao, Ciao, buona giornata. Ciao, grazie.